Buona festa di Sant'Antonio, buon 13 giugno, sono le 5:30, parte la nostra lunghissima diretta che vi racconterà come ogni anno questa festa. Guardate quante persone sono già qui in attesa dell'apertura del portone della Basilica, lì c'è una sorpresa della quale poi parleremo tra poco, ma ci dobbiamo avvicinare perché è proprio il momento forse più emozionante, o almeno il primo dei momenti molto emozionanti di questa giornata con l'apertura del portone della Basilica di Sant'Antonio. Dobbiamo avvicinarci un pochino, sarà proprio anche il rettore, buongiorno, il rettore, eccola qui che si sta aprendo in questo momento, il rettore della Basilica, padre Antonio Ramina, lo vedete, e da questo momento inizia ufficialmente la giornata di festa di Sant'Antonio, il giorno più atteso per i padovani e non solo, i tantissimi fedeli, milioni di fedeli in tutto il mondo. Guardate quante persone, sono già più di 100-150 che stanno affluendo all'interno della Basilica. Rispetto agli ultimi anni non ci sono percorsi obbligati anche all'esterno nel sagrato, ma si stanno accomodando per partecipare già alla prima celebrazione che sarà alle 6. Stupito perché non credevo che ci fosse già così tanta gente ad aspettare fuori, sono solo le 5:30 e di solito le persone fanno altro a quest'ora, quindi una bella emozione, certo. Le confermo che c'erano più persone rispetto anche agli ultimi anni ovviamente, no? Quindi questo è anche un bellissimo segnale di ritorno alla normalità. Certo, sì, sì, l'abbiamo visto anche i giorni scorsi, Basilica già gremita a quasi tutte le celebrazioni, quindi è un buon segno. Nemmeno io avevo mai visto così tante persone, pur non essendo mai stato qui in Basilica, a queste ore, ecco, per me è una sorpresa a tutti i livelli, certo. Le possiamo rubare solo pochissimo tempo ovviamente perché è una giornata delicata e importantissima e a ritmi stretti. Antonio, il santo più amato nel mondo. Oggi è la giornata che lo celebra, ci seguono, adesso lo ricorderemo anche da tutto il mondo con questa diretta straordinaria. Che messaggio vuole lanciare? Ma io sto dando lo stesso messaggio, mi pare che sia quello di cui abbiamo più bisogno. Quest'anno lo ricordiamo come il grande predicatore. Leggevo in una delle biografie antiche che i frutti della sua predicazione sono tanti, ma il primo ricordato è quasi sempre quello della pace, il dono della riconciliazione tra le persone discordi. Credo che sia ancora questo il dono più bello da chiedere per tutti noi. E padre Antonio, le chiedo un'ultima cosa, torna la processione, che è una cosa che negli ultimi anni abbiamo visto diversamente, però torna ad abbracciare i fedeli e i pellegrini attraversando le vie di questa città, no? Sarà nel pomeriggio. Torna la processione dopo la messa delle 17, come da tradizione, a parte i 2 anni precedenti, appunto ritornerà a ripercorrere le vie della città e quindi per noi il ritorno all'ordinario sa di straordinario in questo momento. A cui il tempo ci aiuta, siamo sicuri che le persone saranno davvero tante come abbiamo già avuto modo di vedere in questa circostanza.